È un progetto che serve per dare ai ragazzi, quindi ai ragazzi delle scuole superiori in questo caso, una cultura bancaria, una cultura del risparmio, del credito, che sia di forte insegnamento per il loro futuro. Abbiamo parlato un po' delle banche in generale, delle assicurazioni, del lavoro che fanno al loro interno e abbiamo accennato anche le criptovalute e il commercio online. Quanto ne sapevi? Ma in realtà poco, non ne sapevo quasi niente, hanno detto tanto loro. Ho scelto il Bitcoin perché comunque mi interessa come argomento, però non sono molto centrata su questi argomenti, infatti mi piace argomentarli. E ho imparato cose che non sapevo, per esempio, come a scuola non viene approfondito molto ed è stato molto utile anche avere un'interazione con personale, anche con il presidente, che a me è interessato molto sul discorso. E vogliamo fortemente rimanere ancorati al nostro territorio e quindi anche alle professionalità che ci sono nel nostro territorio. Sono convinto che questi ragazzi sicuramente potranno e saranno all'altezza anche di quelle che sono le nostre aspettative. Mi si è aperto un piccolo mondo che non sapevo. Progetto importante, ci crediamo, lo abbiamo voluto fare anche con altre strutture, con IRECOP, però ci dà passione, ci dà quel qualcosa in più da trasferire al mondo giovani. Non sapevo nulla, quindi è stato molto interessante imparare queste nuove cose che comunque mi serviranno per sicuramente quando uscirò dalle scuole, quindi comincerò la mia vita nel mondo del lavoro. Siamo Banca del Territorio, abbiamo aperto filiali per essere sempre più vicini alla nostra clientela, siamo Banca del Territorio ma anche banca di relazione. Grande soddisfazione, migliore anche delle attese che avevamo. Sapevamo che il progetto, perché l'abbiamo voluto così, era un progetto importante, però lavorare con le scuole, come si sa, non è così semplice. Invece da quello che avevo potuto constatare, che ho sentito dei collaboratori eccetera, è risultato un progetto che ha dato grande soddisfazione a tutti, speriamo anche alle scuole, insomma, ecco.